Fine domenica, che l'amor, la pace e la fede tra il Signore entri in te vostre chiese, tra le vostre cure e che resti. Il Vangelo è sempre quel di Luca. In che volte un de folle gli ha detto a Gesù: Mestri, disi a mio frate di spartire con me l'eredità. E lui ha risponduto: a me, cui mi hai almettuto come giudice o mediatore sulle vostre robe. E ordis: vi ho dei di tenersi lontani di ogni sorte di avarizie, perché anche se un ha un nevore signor, la sua vita non dipende su robe. Poi raccontate una parabole. Ali era un uomo signor che aveva terreni che gli aveva dato un buon raccolto. Lui ragionava dentro di sé così: come io non è più la mettere il mio raccolto, mutaio di combinare. Alla dite: o combinerai così, butterai io i miei depoesis e infaserai su di più i granchi in modo di poter ingrumare dentro tutto il mio formente e la mia robe. Poi mi diserai: buon, come tu hai smesso via una buona scorte per un grumon di Heinz. Polse, anime me, mangi, bev e giolt. E Dio gli ha detto: om senza sentimento, giusto usgnotti toccherà di morire, e a di cui laranno le richieste che tu hai ingrumadis. Così capita a di quel che l'ingrume richieste per sé e non diventa signor davanti di Dio. Allora, chi sono due frati che hanno fatto per robe come che succede? Perché, vedete, come frati non si scelgono. Bisogna scegliere di diventare frati. Con di più, a una certa età si sposisi e è vero che restano i genitori fin quando sono che si va a taulore, forse si resta anche mo frati. Ma manchiarsi i genitori, prima di tutto si ha una famiglia e si tiene ai figli e magari anche ai nevoti che si ha in famiglia. E la roba dei genitori diventa tanto preziosa che mai proprio in forza che ha di togliere ai figli e ai nevoti. E ha una certa sacralità per cui non si ha di perdere e lì vengono fuori che i baruffoni terribili. Bene, la risposta che il Signore dà a quel che ha detto di aiutarlo a avere la sua parte de bande dal fradi, dice: non so io quel che fa il giudice conciliatore su questo argomento. Perché dice così? Perché il concetto delle robe che il pagano dice che la roba è di cui che la guadagna, di cui che le ha. Ma il concetto della Bibbia è che dal Signore gliela tiare con dolce che le dentro, di modo che tutto è dal Signore. Bisai sì, Noi riceviamo tutto di un continuo, il corpo, l'intelligenza, i voi, la salute. Noi riceviamo di un continuo, ecco, la roba, i bens e anche le persone che ho vinto. Non si imparano di noi, proprio perché noi riceviamo, di modo che la prima reazione, il primo sentimento che ho vinto è di essere che di gratitudine proprio verso cui che nos dà tutto ciò che ho vinto. E allora lui alla raccomanda: vi ho detto di tenersi lontano di ogni sorta di avarizie, perché anche se uno ha le nevore signore, la sua vita non dipende dalle sue robe. Ecco, noi la roba che nos dà la vita, eppur, certi di loro e credin di poter poggiarsi proprio sulla roba. E la roba, o disegni, non è come che materiale, bes e robe, ma è anche di poter poggiarsi sulla salute, di poter poggiarsi sulla propria intelligenza, sulla propria posizione sociale. Che si può spiare di un momento a che l'altro, dotta, e come si fa a poggiarsi su cerca slack di un momento a che l'altro? La salute, vengono le malattie, l'intelligenza, ti viene l'Alzheimer. E allora come si fa a appoggiarsi su queste robe lì? È perché che lui nos dice: guardate, state attenti, non state appoggiarsi su queste robe lì. E al conte una parabola.
Era un uomo signor che aveva terreni e aveva dato un buon raccolto. Attenzione, non è un signor che è imbroglione, no, l'ha lavorato magari come un mostro tutta la stagione e ha di fatto avuto un buonissimo raccolto. Allora c'è molte ragioni al dopo di avuto che il raccolto. Al dis, o combinerai di buttare dei poesis vecchi, o farai di più grandi. E poi diserei polse anime me. Allora, calchi all'intin che robe che gli è venute e gli so. Provate a pensare che quel di più che avesse avuto, lui lo avesse dato a chi che aveva bisogno. Al avere sguadagnato, oltre a risolvere il suo problema, al avere sguadagnato a mis. E al avere risolto il suo problema, perché ve tanto, al crea problemi. Alla di buttare i magazzini scala già per fare che più grandi. Attenzione, i bes, se sono i necessari, sono grazie di Dio. Se sono masse pos o masse, sono una disgrazia che crea problemi. Benon. Allora, al di San Paolo, te lettere a Timoteo, in che mondo non vi importate noi e proprio perché non può dare neanche portare via noi. Quando vince mangiare ci tapponassi, contentinsi di che, di fatto, che smichen di diventare signor, accogliente tentazione in un disordine di pensieri, senza costrutto e di damp, che assumiargin ioms te rovine te condanne, sia son di damp, proprio i pensieri che nascono, provino a viodi. Allora, un che si basa in pratica sulla robe, anche la roba spirituale come l'intelligenza o la salute, immediat all'entra tepore di piardice calà, o che i robin ce calà. Alle un uomo che al viv in tepore. Di piardi ce calà. Perché si è poiato per ore, a tu capito. Eccomo. Dopo, un che si basa sulla robe, all'ulve sempre di più, perché la roba non passa il cur, no. La roba è sempre più piccola dal cur, mi spieghi. Alle un impresario, chi sta al guadagno, l'anno passato l'ha guadagnato 10, chi sta al guadagno 9, credeso che us disi che l'ha guadagnato 9, no, al 10 che l'ha perduto 1. Al dis, perché bisogna avere sempre più. Il consumismo funziona con quel meccanismo lì e non fa clienti infiniti, si viene sempre di più che altre robe. Allora, prime robe, vepore, seconde robe, non essi mai contenti. Terze robe, cultinie robe, o mettin ansita, son disfrutar le persone, oppure a intrighin, a diventare secondi sottiarci le persone, e si resta besoi. La solitudine dal Signore, la solitudine di quel che ha una carica, la solitudine dall'egoista, quando invece la contentezza dal vivi, e ben propite di quel che è il rapporto buon con chi altri. Allora, om senza sentimento, io sto sgnotti toccherà di morire. Alle mat che l'om chi, perché si basa, prendi tutto al crot che non si muore. E di fatto, senza sentimento dal tutto, perché la roba resta. E lui, invece, al va. E non parte da ur di sé la roba, benedetto, perché che non passa là di là, a tu capito? Non passa la porta stretta, dice il Signore tal Vangeli. E allora, intanto la roba che resta cadica, prova e pensa. Tu crei sicuro o quasi sicuro baruffi tra chi che hanno di dividere. Prime robe. Seconde robe. Qui che le redite non sa che ha costato che robe lì. Di conseguenza non sa il valore che ha e alle facili che le do prima. Qui che le redite. E allora non vindi crodi di essi grandi per ben che disin di no. Ecco un altro là non poiassi. Pai titoli e pescarchi, per robe pai vescovi, ma perché così si è fisse con tutte queste robe lì, o vindi volei ben ai fradis, ecco il segreto per vivi ben, i
poiassi dal Signore per avere buoni rapporti con che altri. Di fatto, Cristo è venuto a dirnos dome che ho vinto di volersi bene, perché i tignive che non fossi contenti, sapeva che non so volim bene o si contenti, e se non volim bene non si contenti. Allora come ho prego, dal dal Pari, dal Figlio e dal Spirito Santo. Amen. Signore, o se indignosi in che smont, nus, dome con la vita. Io di non savibile novi e stingle con la pure grandezza che vende srobiso dai titoli di che smont, dut patus che svole vie. Ma con la nostra vera grandezza, che di essi fis di Dio. Insegnus a chiappare dolce covin de soman come segnale dal suo amor per noi. E come che tu hai fatto, iudinus a slungare la man per condividice covin come segnale dal nostro amor per i fradis. Reste tu, Signore, la nostra unica sicurezza, per questo e perché l'altri monti, in modo che, quando o la rinvia di qua, cence noi e cence neanche la vita, o potete sperare in che tu nos daras, vi stude de tua grandezza. Amen. E ciao di Dio, di noi chiappa tanti schiocchi, sprendi capire, che capire c'è. C'è che non sa dite il Signore, che c'è calvalte vite, a lei il rapporto buon con noi stessi e con chi che fa in parte, che inquintrin in te nostre giornate. Buone domeniche e mandi.